Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, siamo qui ancora con il gran maestro Andrea Stella. Buongiorno a tutti. E oggi abbiamo pensieri strani. Ho detto, perché non facciamo il guardone in due? Andiamo a vedere se ci sono partite interessanti. Allora, adesso andrò come al solito in guarda, partita in corso. Troverò una bella partita degna di nota, per esempio, questa qui sembra essere interessante. Ti passo il link, Andrea. Io ho il nome di un account. Ah, ok, vabbè, ti ho fatto ormai. Ok. Fantastico. Ok, quindi giocatore con 2400. Su lì c'è una Caro Khan. Un pedone isolato. Sì, ecco, a proposito di... Tipico di Matto Scacco recentemente, il pedone isolato. Ora, sì, perché il bianco ha fatto a 3 secondo te? Aveva O paura dell'entrata. fare la batteria, alfiere C2, donna D3 per minacciare matto in H7 senza prendere cavallo B4 che cambierebbe l'alfiere. Sì. Però Ora si fa potrebbe giocare donna D3 su G6, alfiere H6, torre 1 è tipico. Io penso che ha giocato cavallo E4, vuole giocare donna D3 dopo probabilmente. O mettere un cavallo in G5. O in C5 ora che è una casa forte. Il bianco ora ha bisogno di creare iniziativa. Sì. Secondo me cavallo G5 non è male, o donna D3, no? Queste sono le mosse. Sì. O alfiere G5 anche, magari, diventerà più difficile. Se donna D3 la mossa tipica. Secondo me era meglio farla prima. Adesso cosa farà il nero? Un G6? Sì, se il bianco avesse giocato prima donna D3 aveva sempre la possibilità di giocare cavallo per D5. Sì, G6. Okay. Ora cavallo per F6, alfiere H6 sono le mosse. Cavallo per F6 prende il controllo delle case nere, però c'è anche da dire che cambia un pezzo leggero, no? Che non è desiderabile se abbiamo il pedone isolato, però c'è compenso, no? Cavallo per F6, donna per F6, alfiere G5 e dove va la donna nera? Certo. Se la donna nera va cavallo per F6, donna per F6, alfiere G5. Se la donna nera va in F5, giochiamo donna D2 e la donna nera non ha tante caselle, no? Ne ha poche. Sì, che ci ho scoperto Se la dell'alfiere. donna va in G7 possiamo comunque giocare alfiere, sì, alfiere G5 ora giocherà, no? Penso. Deve prendere il... cioè la cosa logica, ha preso l'alfiere Camposcuro. Vabbè, certo. Secondo me giocare alfiere G5 su donna G7 donna D2. Cioè almeno ha scelto di impostare la partita così, no? Dovrebbe cercare di giocare in modo conseguenziale, sì? Sì. Sì, ora la donna probabilmente deve andare in una casella passiva in G7 o in H8. Un po' triste, ma in F5 può essere intrappolata, sì? Ora donna D2 oppure donna E4 per donna, forse donna E4 per donna H4 era interessantissimo anche. Ok. E cosa ne pensi, Andrea, di H4, H5? Beh, la qualità, no? Prima il materiale. Beh, Io certo. avrei dovuto giocare torre 8 che davo per scontata, però ho giocato alfiere B7, ora... A te dici che l'ha fatta volutamente per togliere quel forte alfiere, Non ho idea, secondo me doveva fare torre... Cioè, se l'ha fatto volontariamente è sbagliato. Sbagliato. Ora un po' di compenso, ma la qualità è la qualità. Si può giocare alfiere 4, torre 1, giocare posizionale, cambiare i pezzi, mettere l'altra torre in C1. Qua io credo nella qualità. Perché no? E se no, perché hanno fatto tutta questa cosa del materiale, della torre che vale 5 punti e il Certo. cavallo che vale 3, no? Certo. E adesso un cavalluccio in F4 da parte del nero non me lo ci vedrei male, onestamente. Infatti secondo me era meglio fare alfiere 4, torre 1 per bloccare tutta la grande diagonale, quell'altra torre in C1, non in D1. Sì. Il pedone in D4 è già difeso saldamente. Meglio secondo me giocare sulle colonne adiacenti, sulla colonna E e sulla colonna C. Cavallo in C6 è un po' morto. Il cavallo in C6 forse Sì, il problema è dovrebbe... che se si sposta poi il nero attiva l'alfiere, però non dovrebbero esserci problemi. Il cavallo in C6 potrebbe spostarsi, però.
Ok, ora torre F1 per piacere. È l'ultimo pezzo che non gioca, bisogna pure attivarlo, no? Certo. Torre F1, alfiere 4, se tutti i pezzi giocano, prima o poi si sentirà il materiale in più. Sì. Ma tu su chi punteresti qui? No, non mi piace questa mossa perché ho paura di perdere. È quello che cavallo per G5, è ciò che dicevo in uno dei video precedenti di qualche giorno fa, si cambiano pezzi ma si fanno concessioni. Ora il cavallo entra in F4 e ora c'è il rischio che cade il pedone in D4, già il materiale in più è di meno. Ok. Non sei d'accordo? Sì, chiaro, chiarissimo. Per cambiare i pezzi va bene, ma così si riduce il materiale di vantaggio. Ora forse ancora alfiere 4. Sì, però cavallo E2, cavallo per D4 e nero recupera parte del materiale. Cazzarola. Sì, o cavallo per D4 subito forse anche, no? Cavallo per D4, torre per, cavallo E2, H1, cavallo per D4. Franco, ma perché complicarsi la vita? Ora il bianco dovrebbe giocare cavallo per D4, presumo. Così. Sì, perché non è facile, cavallo per D4, torre per D4, torre per D4, cavallo E2, scacco, re H1, cavallo per D4, c'è solo un pedone per la qualità, il re bianco in H1, il cavallo in D4 è forte, può essere consolidato con F6 e 5, alfiere in C2 sotto, cioè il bianco sta ancora meglio, però c'è molto più lavoro da fare. Sì. Cavallo E2, cavallo per D4. Cioè metti che nero si centralizza, E5, F6, re in D6, no? Cioè ce ne vuole adesso, no? Sì, questo alfiere dove lo metterà il bianco? Suppongo che in D3. Ok. Sì, ora il bianco deve essere veloce. Forse se gioca torre C7 in fretta potrebbe ancora vincere facile. Torre C1, alfiere C6 forse. Ah, sì. Alfiere C6. No, ma io non dico che il bianco non stia meglio, dico che rispetto a prima è più difficile, no? Rispetto a prima. Alfiere C6, dai, fai alfiere C6 perché sennò se entra in settima diventa molto difficile. Diventa poco rosea la situazione. Sì, mossa chiave. Sì. Fatta. E ora cosa farà il bianco? Forse F3, Re G1, Re F2, Re 3, però non è facile comunque. Sì, ci mette un po' di mosse il re ad entrare in gioco. Sì, e anche il nero potrebbe provare i 5, F5, 4, Re 7, Re D6. Forse Re 7, Re D6, no? Bisogna seguire i principi generali se non si sa bene cosa fare. Re 7, Re D6, la centralizzazione del re è importante. Ah sì? Sì, perché a 4? Secondo me a 4 ci può stare. Probabilmente vuole cambiare dei pezzi, vuole cambiare le torri, però non sono sicuro che fosse la cosa più urgente. Però ci può Perché stare. su questo poi può giocare torre Su bipede C4. a 4 vuole prendere a 6, penso. Sì, su bipede a 4 vuole prendere a 6. Però ora, non so. Magari il nero ignora tutto e gioca Re 7, no? Scusa Andrea, se B per A4, torre C4 non è buona? Può essere... Ah, anche sì. Ma pensavo prendere in A6 poi torre C4. Può essere torre C4, I5, torre... Sì, può essere anche. Però comunque non era consigliabile, no? Prendere... Sì, no, infatti. Ora il bianco ha aperto la colonna A, non è male nemmeno questa strategia. Ah no, qui non può andarci. La qualità funziona bene con le colonne aperte, no? Sì. Comunque il re del bianco è ancora sacrificato. Sì, ora presumo che il nero potrebbe giocare E5
re e6, H5, F5, questo potrebbe essere il piano. E5, torre a 7 scacco, re e6. C'è da dire che è difficile se il bianco gioca bene. Ok, sì. Ah, ci sta, su torre a 7 vorrà fare alfiere di 7. Sì, nero deve resistere, deve stringere i denti. Bello, bello. E devo dire che vabbè, se adesso gioca alfiere di 7, significa che ha il re rilegato alla difesa dell'alfiere, giusto? Sì, a meno che non rimuovi i pedoni dalla settima traversa, no? Perché giocare Quindi ci fa E5, così. E5, F5, H5, poi dopo muove l'alfiere, no? Magari. Eh sì. Comunque vedi che il nero si sta portando dietro ancora, cioè aver dato la qualità, perché ha dato la qualità. Soprattutto se l'ha fatto apposta, ha sottovalutato molto l'importanza del materiale. Se ora il nero vuole rimuovere i pedoni dalla settima, no? Per Sì. poter... ora il bianco vuole attivare il re. Beh, F5 chiama. F5 proprio... Tu credi che giocheranno F5? Sì. Comunque quel cavallo in D4 è mostruoso, eh? Cioè, sembra che è Prima c'era un irrimovibile. pedone bianco in D4. Eh sì, Vedi che cioè, è stato proprio sbagliato, no? Cedere eh quel sì. pedone lì. Ok. Re F2, Re 3, no? Eh sì. Ops. F2. Bisogna centralizzare il re. Dice che fa H5? Sì, magari il bianco potrebbe provare a giocare Re 3, poi F4 per cercare di minare la casella stabile in Ah, D4. ok, ok, ok. Però il Sì. nero ha tante idee, H5, G5, ci sono tanti modi per provare a ritardare o ostacolare F4. Tu su chi punteresti qui? Ma dico sempre il bianco per ora, anche se è difficile. Ma secondo te, cioè il bianco sta meglio, no? Però secondo te è più facile che vinca il bianco o che finisca patta? Appunto sulla X, sulla patta. Secondo me è più facile. Secondo me alla fine ho il presentimento che il bianco riuscirà a cavarsela. Ha Dici? 2 minuti in più. Io ho presentimento che farà qualche cavolata che permetterà al nero di... Tu dici? Potrebbe essere, non so. Comunque cioè, la torre è stata abbastanza neutralizzata, no? Beh, insomma, però potrebbe giocare torre a 8, torre a 8, torre H8, no? Torre G, cioè può iniziare. Potrebbe passare dall'ottava traversa, no? Se la usa bene, Ok. torre a 8, la mette in H8, in B8, la gira, rigira, no? Dovrebbe. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Beh, è curioso, sarebbe curioso sapere se il cavallo sta meglio in C5 o in D4, no? Magari stava meglio Sì. in D4. Secondo me stava meglio in D4. Sì, sì. Ok, alfiere. E secondo me vai in... In C2 andranno. O in in C2 in E2, non lo so, dipende. Ok, C2 Vuole più... provare a controllare il cavallo, no? Esatto, esatto. Non so, magari ora deve tornare indietro in E6 e andare in D4, non lo so. Però si fa critica qua la situazione. Ah, 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 ah. Ah, quello che è sicuro, Andrea, dimmi se sbaglio, che i pedoni E5 ed F5 devono rimanere fermi lì per evitare entrate, giusto? Del nero, intendo.
E forse anche il pedone in B5 doveva rimanere lì. Forse sì. Non so se ha fatto bene a muoverlo. Se torre B7, magari, non so. Non aveva senso, cioè no, questa cosa... Poteva tornare in E6 prima, no? Cioè, anziché fare... Sì, forse stava bene veramente come stava prima. Ma anche il pedone non c'era bisogno di muoverlo, perché cioè, Sì. potrebbe cadere lì. Sì. F4 interessante, perché vuole togliere l'avamposto in D4 al cavallo, no? Ah, giusto. Sì, dopo la spinta, è vero che crea un pedone passato, però a casa di 4. Sì, G per F4. Sì, ci crea una debolezza in F4, però almeno toglie caselle, no? I pezzi neri. Ora alfiere B3 forse giocherà, no? Presumo alfiere B3, no? Alfiere Sì. B3 con l'idea di torre B7 non dovrebbe essere facile per il nero. Perché questa manovra di cavallo per riposizionarlo dove? Qui Forse vuole andare in D5? D5, no? Per attaccare. Per esempio su torre B7 vorrà fare cavallo D5, no? Ok, Su ok. F3 alfiere C6 con minacce di scoperte, no? Sì. Su torre per H7 con l'F6 scoperta e vince. Sì. Ma perché non ha fatto alfiere B3 prima? Secondo me, beh, anche così va bene. Puoi cambiare. Sì. E qui da nero forse non bisogna giocare alfiere 6? Alfiere 6 potrebbe cercare di mantenere lo status quo. O cambiare, andare in C5. Però, ripeto, alla lunga... Sì? Questa partita, non so se vedi anche tu in alto a sinistra, fa parte di un torneo in russo perché è scritto tutto in caratteri, quindi magari è un torneo stra importantissimo che siamo capitati per caso. Il cirillico. Sì. E cosa vuol dire secondo te? Non è... Secondo te Bisognerebbe c'è qualche copiarlo. utente che lo sa? Ci sta che qualcuno conosca il russo, eh? Anzi, magari c'è qualche... Oh, attenzione. Sì. Torneo della Liga, torneo di Serie A, qualcosa così. Ok, magari sono tipo tutti quelli... Ok. Non lo so. Comunque hanno giocato alfiere 6 re di 4. 20 secondi. Ma te lo dicevo, no? Che secondo me il bianco vince per il tempo. Sì, ma c'era l'incremento o no? Non ricordo. 5 secondi, sì, però anche se c'è l'incremento perderà indirettamente di tempo, no? Farà un errore. Sì. Sì, certo. A meno che il bianco gioca alfiere C2 e si becca cavallo B5, no? Ma penso che vinca il bianco. E che è stato un po' impreciso, il nero. Ora torre B7, ora torre B7 è fastidioso. Torre B7 su cavallo D5, torre G7. Il bianco sta pensando un po' come confondere l'avversario. Insomma, il tuo pronostico alla fine si è avverato. Il materiale vince. Forse torre A5 era ancora più forte, no? Sul filo. Sì. Ma qui secondo te adesso il bianco inizia a giocare veloce per non dargli tempo? Alfiere B3 inchiodando, forse alfiere B3, no? Inizia a inchiodare. Sì. E semplifica. Sì, alfiere B3. Sì? Non so perché hai giocato. È giusta questa roba, non so se è giusta. Non so se è giusta, non so se... No, deve essere ancora vinta, no? Forse farà torre B8 e torre C8 e torre C4 e va a prendere Vico. Però si è complicato la vita perché se ora cadesse disgraziatamente B3... certo.
Adesso gioca con un pezzo in meno. Sì. Ah, guarda, per giocare veloce, per non far pensare al nero, alla fine ha fatto la cappellata. È una cosa tipica, no? Che si inizia a giocare sul tempo. Secondo me è che ha cambiato i pezzi finora e non ha fatto alfiere B3 per cambiarli adesso. No, questa era proprio... La spinta qui era proprio da evitare. Ora se gioca alfiere 8, alfiere per, torre per, cavallo C5 e potrebbe esserci controgioco su B3. Penso che vinca ancora il bianco, però potrebbe esserci del rischio, no? Quando si guarda l'orologio si smette di guardare la posizione. Fuori gioco questo. Sì. Oh, il nero è tenace, eh? Torre C4. Sì. Te dici che porterà il re in C2, eh? Così libera l'alfiere, eh? Non credo. Magari sì, H4 prima. Forse proprio perché su re di 2 re C2 gli fanno paura dei controgiochi con G5 per creare Ah, ok, prima blocca la o posizione. magari anche per lasciarlo senza mosse, no? H4 e ora cosa fai? Perché il nero non ha, c'è una posizione discreta ma ogni mossa che fa. Ecco, ora per esempio già il re di 2 re C2 dà meno controgioco, no? L'avversario, però non lo Giusto, so. giusto. Non riesco a decifrare le loro idee qua perché Ok, la questa struttura mossa. nera è più rigida, eh? Sì. Forse il bianco vince ancora alla lunga. Difficile. Tac, ritorna qua. Sì, Però vedo secondo che non ha me idee. No, questa è che secondo qui, me doveva giocare in modo meno speculativo quando aveva il sì, tempo. finché il re nero tiene sotto controllo B3, Però forse vince con alfiere 8 in un momento, no? E va a prendere tanti pedoni. qua. Forse alfiere 8 vince, no? Alfiere 8. Mizzica. Non lo farei mai. Alfiere 8. Però se vuole Il smuovere la nero ha offerto la situazione. patta. Che paraculo. Grazie. E fa bene. No, fa bene. Se guardi le ultime mosse, il bianco non sta avendo grandi idee. Aia. Potrebbe accettare la patta il bianco. Potrebbe accettarla. Alfiere 8 e prova a vincere. Il bianco vince, alfiere di 7 anche. Alfiere di 7. Secondo me era meglio andare in E8. Ora giocherà alfiere per E6, presumo, che era la sua idea. È tosta, eh. Perché non è andato in E8 prima? Torre F6 forse vorrà fare, non so bene, è che non capisco bene. Ora potrebbe vincere centralizzando il re, ma c'è controgioco. Mamma mia, che... Si è complicato la vita, forse il mio pronostico era sbagliato. Ora la torre in presa, se perde la torre perde. Ok, cerca di fare pressione sui pezzi neri. Sì, alla lunga dovrebbe... Ok, re E5, no? Re E5, B3. Incredibile, re E5, B3, re per D6, D2. Perché non ha giocato B3? Dici che vinceva con B3? Non lo so. Ah no, c'era B3, non lo Beh, so. adesso Cavallo c'è sempre... D6, Ah, cavallo no, D6, proverà a pattare. Uh. Sarebbe una bella patta, eh? Gioca per vincere, clamoroso. Ora forse deve fare B3. Sì. Il dado Sì. è tratto, no? Ok, ora cade. Se cade B4 è il principio della fine. Alfiere 8, sì. Ci siamo, ci siamo.
direi Una bella che ci partita siamo. vincente fino all'ultimo. Molto, Non si molto sapeva bella. chi vince. Ora Qui fiere per G6. ah, Allora, C5 primi. senza fretta, senza fretta. Re di 4 può anche fare, sì. Per evitare... Sì, per evitare di perdere F4, no? Ora cavallo di 3, sì. Ora vince. Ora alfiere per F5 poteva fare. Anche così. Fiere per F5. Sì. È andata. È andata. Peccato. Però alla fine ha vinto la qualità, no? Il materiale vince sempre. Vabbè. Qui non abbandona perché non ha voglia, però è... Torre si poteva andare Spera in altrove. qualche doppio, ma anche se il doppio c'ha 2 pedoni comunque. Torre H8, H5. Anche così. H5. Eh sì. È tutto inutile. H6. 3G6. H7. Ok, Andiamo bella, così. bella partita. Andrea, mi Pronostico. piacerebbe analizzarla, purtroppo so che anche Un'altra tu volta, adesso... no? Sì, sì, Un'altra sì, sì, volta. assolutamente. Bella, bella, abbiamo scelto bene. Bellissima, è stata vincente fino alla fine. Ci vediamo presto anche con altri video di questa serie. Chissà se le partite saranno sempre più avvincenti. Esatto. Partite da torneo, si stanno giocando tanto magari. È vero, è vero. Grazie come sempre della tua compagnia, Andrea. Grazie a Grazie tutti mille a te. e ci vediamo alla prossima. Alla Ciao. prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!